Si gioca domani pomeriggio il turno di ritorno di Coppa Italia di promozione ed eccellenza. Andiamo a vedere le formazioni agrigentine come saranno impegnate, soprattutto nei derby. Allora, la partita più interessante si gioca a Canicattì al Carlotta Bortonaro, dove la squadra di Nicola Terranova riceve la visita del Forte Licata di Giovanni Campanella. Si parte dal 2-2 dell'andata e quindi è tutto in gioco per il superamento del turno. Altro match per quanto riguarda il campionato di eccellenza è quello che si disputerà allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, dove la formazione giallo-blu di casa riceve la visita del Mussomeli. La partita di andata, giocata mercoledì scorso, è finita con il risultato di 2-1 per la formazione nissena, quindi serve la rimonta ai ragazzi di Francesco Fanara. Per quanto riguarda invece la promozione, c'è da sottolineare il ritiro da parte dell'Olimpica Akragas, che ha praticamente rinunciato ufficialmente alla disputa del turno di Coppa Italia contro il Salemi. La partita che si doveva disputare questa domenica allo stadio Esseneto è stata pertanto annullata e quindi il Salemi passa direttamente il turno. Per quanto riguarda le altre partite, ci saranno due gran bel derby. Il primo si giocherà allo stadio Ferdinando Lombardo di Casteltermini tra la formazione di Angelo Vecchio ed il Camaratti di Renato Maggio. All'andata vinsero per 1-0 i ragazzi allenati da Renato Maggio, quindi ci sarà gran bella partita al Ferdinando Lombardo di Casteltermini. Per quanto riguarda invece le altre due formazioni agrigentine di promozione, la sfida di ritorno tra Libertas Racalmuto e FC Gattopardo si giocherà allo stadio Giuseppe Lamantia di Racalmuto. Si parte dall'1-0 per la formazione di Alessandro De Caro, che ha vinto all'andata sul terreno di gioco di Palma di Montechiaro grazie a una rete di Alessio Lamendola.